Ciao e benvenuto in questo nuovo video di mattoscacco.com. Allora, qui oggi davanti a noi abbiamo una scacchiera e cerchiamo di capire come innanzitutto posizionarla e come posizionare i pezzi degli scacchi su di essa. Allora, è molto importante che se hai una scacchiera con o senza le lettere o i numeri, che tu la disponga con la casella bianca, detta anche casa, in basso a destra. Questo è l'unico modo per posizionare i pezzi in maniera corretta. In più, se tu dovessi avere queste lettere o questi numeri, ricordati sempre che i pezzi del bianco andranno sulla prima e seconda traversa, mentre quelli del nero andranno posizionati sulla settima e sull'ottava. Quindi il funzionamento, se vogliamo dire, non è come disporre i pezzi della dama, per esempio, tutti sul nero, tutti sul bianco, ma sta tanto nel disporre i pezzi proprio come un vero esercito, quindi due file per i bianchi e due file per i neri, con i pezzi più importanti dietro e i pezzi meno importanti in prima fila, che saranno i pedoni. Ma adesso andiamo a vederlo. Allora, per aiutarti nella tua memoria, ti consiglio di immaginarti veramente un castello. Un castello come è formato? È formato con due torri all'esterno, quindi le torri iniziamo a posizionare all'esterno. Ovviamente possiamo fare lo stesso discorso con i neri. Quindi andiamo a prendere le due torri nere e le andiamo a posizionare. Ok, poi iniziamo a vedere la cavalleria, no? Quindi pezzi ancora molto importanti dopo le torri sono i cavalli e andiamo a posizionarli anche per i neri. Dopodiché quindi la cavalleria è andata, non restano altro che i fanti, quindi gli alfieri, che in realtà sarebbero dei sacerdoti. Infatti magari in alcuni giochi di scacchi questi sono anche contrassegnati con una croce o comunque con qualcosa del genere, infatti in inglese bishop. E poi arriva il momento in cui solitamente la maggior parte delle persone sbagliano a posizionare il re e la regina. Allora devi sapere che negli scacchi il re è il pezzo più importante, nel senso devi difendere il re, perché se il re va sotto scacco matto tu perdi la partita. Però funzionalmente il pezzo più forte è la regina, cioè la regina rispetto al re può fare 10.000 mosse in più, quindi funzionalmente il pezzo più importante è la regina, ma essenzialmente il pezzo più importante è il re. Tu devi pensare a qual è il pezzo funzionalmente più importante. Il pezzo funzionalmente più importante è la regina. Quindi devi ricordarti questo detto: regina bianca su casa bianca, regina nera su casa nera. Quindi la regina bianca si va a mettere su questa casa bianca e la regina nera si va a mettere su questa casa nera. Quindi mi sembra piuttosto semplice. Dopodiché manca il re. Beh, c'è una sola casella disponibile a questo punto, quindi re in E1 e re in E8. È molto importante che i pezzi degli scacchi dei vari schieramenti si guardino sempre in fronte fra di loro, quindi che siano posizionati sulla stessa colonna. Donna si guarda con donna, alfiere si guarda con alfiere, eccetera, eccetera, ok? E ricordati sempre che hai questi pezzi ovviamente sono gemelli, torre, torre, cavallo, cavallo, alfiere, alfiere, e hai sempre una torre su casa nera e una su casa bianca, un cavallo su casa bianca e uno su casa nera. È molto importante per gli alfieri uno su casa nera e uno su casa bianca, perché gli alfieri si muovono sempre in diagonale, quindi questi due alfieri nascono e moriranno questo su case nere rispettivamente e questo su case bianche. Ovviamente lo stesso discorso vale anche per lo schieramento dei neri. A questo punto non ci manca che posizionare gli 8 pedoni. 4, 6, 8 e la stessa cosa anche i neri. 2, 4, 6 e 8. Perfetto, ora tutto pronto per cominciare. Ricordati che la prima mossa tocca sempre al bianco.